Sabato prossimo 8 febbraio a Grotte, presso l'ex chiesa di San Nicola, alle ore 17:30, sarà presentato il romanzo L'ingordigia talvolta uccide chi non mangia, il nuovo romanzo del professor Carmelo Luparello e della figlia, giudice presso il Tribunale di Agrigento, Graziella Luparello. Relatori saranno Renato Di Natale, procuratore capo della Procura di Agrigento, Carmelo Carrara, sostituto procuratore generale presso la Procura Generale di Palermo, Giovan Battista Tona, consigliere presso la Corte d'Appello di Caltanissetta e autore tra l'altro della prefazione. E poi il giornalista e scrittore Roberto Gugliotta. Modererà Carmelo Arnone, direttore del giornale online Grotte Info. Leggerà alcuni brani del romanzo la cantante Ivana Baldo, accompagnata da brani musicali di Filippo Baldo. Il romanzo è pubblicato dalla casa editrice A&B di Acireale. Ascoltiamo dunque gli autori Carmelo e Graziella Luparello. Carmelo Luparello, dunque il libro cosa tratta? È un romanzo ambientato in un piccolo paese immaginario della Sicilia, Scorrilento, risvegliato dal suo atavico torpore dalla intenzione delle elezioni comunali, quando riemergono appetiti da soddisfare e interessi egoistici da perseguire. In questo contesto preelettorale si innesta la descrizione del decadimento politico improntato a reciproche scorrettezze tra candidati, con illazione sul piano personale dell'avversario, nonché alla vacuità dei programmi elettorali, spesso fatti di slogan stereotipati e privi di reale valenza semantica. Dopo le elezioni si verifica un delitto di sangue di matrice inizialmente ignota, il cui movente sembra ora rintracciarsi in devianze sessuali di qualcuno dei protagonisti, ora nel circuito politico-affaristico mafioso. Si tratta in sostanza di un romanzo di denuncia sociale, volto ad evidenziare la fase attuale di vacuità politica e l'abdicazione da parte dei membri della comunità al potere critico e la loro supina quiescenza alle convenzioni sociali, anche quando esse, dissociate dalla ragione, appaiono meri e perniciosi formalismi. Inoltre vi è una base comune ai diversi personaggi che fa da livella etica. Il perseguimento dell'interesse egoistico permea trasversalmente tutte le classi sociali ed è sensibile alla condizione economica individuale. L'unica differenza è nella capacità di mimetizzazione dell'interesse individuale che nei soggetti maggiormente attrezzati intellettualmente viene elegantemente quanto surrettiziamente contrabbandato per interesse collettivo. Graziella Luparello, ma il lettore cade in questa operazione di mascheramento dell'interesse egoistico, di trasferimento di tale interesse egoistico in interesse collettivo? Certamente no. Il nostro canone narrativo è quello della impersonalità, che fa vivere, parlare e soprattutto pensare ad alta voce direttamente ai personaggi, sicché, costringendoli a pensare ad alta voce, se ne mettono a nudo le spinte emotive e i conformismi, anche quando, per pudore di ipocrita inconfessabilità, le figure narrate preferirebbero tenerli nascosti. Ciò è stato reso possibile da una discreta operazione di mimesi linguistica, con qualche concessione alla sintassi dialettale e talvolta al lessico dialettale, ma in misura molto contenuta, sì da non disturbare la fluidità della lettura e limitatamente ai casi in cui la traduzione italiana ne avrebbe comportato una riduzione dell'area di significanza. Un aspetto va comunque evidenziato. Nonostante la coazione alla nudità della coscienza dei personaggi, che ne rivela un'irrefrenabile spinta egoistica e un insulso conformismo sociale, l'atteggiamento del lettore verso i personaggi non sempre si orienterà verso la severa censura. Infatti il disvelamento di motivazioni dell'agire palesemente contrastanti con la ragione e anche con l'etica pubblica, che tutti, almeno labialmente, forse poco con i fatti, mostriamo di condividere, determina un effetto umoristico che induce il lettore talvolta ad accostarsi ai personaggi con simpatia ed umana comprensione. Ma vi è un'altra ragione, ben più importante, che giustifica l'approccio indulgente ai personaggi narrati.
Invero il passaggio dall'etero-ironia all'autoironia è breve, perché il fruitore del romanzo, quando legge del pensiero ad alta voce dei personaggi, che ne rivela ipocrisie e conformismi, nel momento stesso in cui se ne scandalizza si rende conto che sta leggendo contestualmente nella propria coscienza, in fondo simile a quella delle figure del romanzo, e che tale immedesimazione non può che provocare un sentimento di strisciante solidarietà o almeno di benevola indulgenza verso i personaggi, perché la loro assoluzione è in qualche misura l'assoluzione di se stessi.